Roventi per tirare le conclusioni con il Presidente Galan. Presidente, allora, turismo, griglie, spiagge, qualità, enogastronomia, questo è il Veneto. Anche simpatia e divertimento, c'è un po' di tutto qui, no? Quindi è una manifestazione bella che piace e che avrà un grande futuro. Parlando di sicurezza agroalimentare, Coldiretti in questi giorni, lo racconteremo nella seconda parte di questa puntata di Cronache Trevigiane, ha mandato dei grandi segnali e la Regione Veneto è con questa organizzazione. Certamente lo siamo sempre stati, perché Coldiretti fa un ragionamento molto semplice, mi permetteranno gli amici se lo semplifico così. Cosa dice Coldiretti? Dice che ogni cittadino che va a comprare un prodotto deve sapere chi l'ha fatto, con che elementi è fatto, dove è prodotto, dove è imbottigliato e come viene tutta la catena alimentare, tutta la filiera. Mi sembra che sia un diritto. Allora, grazie Presidente di essere stato a Cronache Trevigiane, grazie davvero, ci fermiamo qui, fine di questa prima parte e nella seconda racconteremo proprio le manifestazioni di queste ore di Coldiretti di Treviso. A tra poco. Rientriamo in questa seconda parte di Cronache Trevigiane dedicata alla grande mobilitazione di Coldiretti, l'operazione Verità alle frontiere. Siamo in questo momento al Vallico di Tarvisio, a Coccau, c'è stata l'iniziativa a Venezia, a Padova con la grande distribuzione, ma abbiamo qui Giorgio Piazza, Presidente di Coldiretti Veneto. Buona giornata Presidente, per spiegarci allora Coldiretti questa strategia che però nasce anche dal fatto che avete detto adesso basta. Sicuramente è un grido d'aiuto che noi rivolgiamo da imprenditori alla società dei consumatori, alla società della politica. Noi da troppo tempo stiamo lavorando in perdita, le nostre aziende non ce la fanno più. Abbiamo bisogno di aiuto, di un aiuto vero, concreto, non in soldi, ma in decisioni, in politiche, in condivisione. Noi siamo stanchi di produrre in perdita, non ce la facciamo più e l'esasperazione è totale, riguarda tutti i settori della nostra agricoltura veneta ed italiana. Voi a Venezia avete chiesto di venire a conoscenza, diciamo, dei dati della provenienza e della destinazione di tonnellate di derivati del latte. Questo perché? Perché poi succede che le aziende che usano questi derivati stranieri non mettono in etichetta la loro esistenza. Noi consumatori pensiamo di comprare italiano e così non è sempre. No, non è sempre, c'è il rischio di una pubblicità e di un messaggio economico e commerciale ingannevole, perché quando non si scrive niente al consumatore non si comunica niente, quindi va bene anche produrre prodotti a ispirazione o a nome italiano con prodotti che non sono italiani. Noi invece vogliamo che l'origine sia un valore e che venga dichiarato in etichetta. Poi starà al consumatore scegliere, spendendo bene i propri soldi, se scegliere solo in base al prezzo o se scegliere magari in base alla qualità. Ed infine Presidente, la voce grossa anche con la grande distribuzione, una grande distribuzione che potrebbe essere in realtà un'alleata delle imprese agricole. Io credo che parlando, dimostrando, presentando le proprie istanze in maniera legittima, anche la grande distribuzione non possa essere insensibile a questo messaggio. Alla grande distribuzione interessa vendere. Certo è più facile vendere a un idiota non informato, forse è un po' più difficile vendere a un consumatore intelligente e più informato. Certamente però la qualità ne trarrebbe grandissimo giovamento per noi ma anche per loro e questo noi dobbiamo fare. Abbiamo trovato condivisione anche inaspettata presso la grande distribuzione, perché comunque anche lì governano gli uomini e gli uomini, se gli si spiegano le cose, probabilmente se riusciamo a farlo bene riescono a capirlo. Allora, Presidente Piazza, grazie davvero di questa testimonianza. Qui a Tarvisio non sono mancati anche dei momenti di tensione, ovviamente i coltivatori, gli imprenditori agricoli vogliono vedere cosa questi camion trasportano, tra poco altre testimonianze. Bentornate bollicine! È
È proprio il caso di dirlo. Nel weekend dal 5 al 7 settembre Valdobbiadene sarà la capitale della tradizione spumantistica italiana per il 5º anno consecutivo. Torna infatti puntuale l'appuntamento con il Forum Spumanti d'Italia, la vetrina nazionale dei migliori spumanti, come ci spiega il sindaco della città Bernardino Zambon. Un evento che si svolge all'interno di Villa dei Cedri, aperto agli specialisti, agli spumantisti, a chi studia questo prodotto così alto ed elevato come è lo spumante, ma aperto anche alla cittadinanza, a quelli che noi chiamiamo i visitatori, e sono i cittadini nostri e sono i viaggiatori su questo territorio, con eventi a loro dedicati, con la musica più importante, musica classica, la musica anche leggera e le degustazioni. In villa e in città per 3 giorni sarà protagonista il Bubble Wine con oltre 200 etichette, un modo per conoscere un prodotto di punta dell'enologia italiana attraverso uno dei tanti territori vocati alla produzione di questo vino, l'Alta Marca Trevigiana. Non a caso la cabina di regia è nelle mani dell'Associazione Alta Marca. Ai nostri microfoni il neopresidente Gianpietro Possamai. Il Forum Nazionale Spumanti è organizzato nel cuore di un territorio bellissimo qual è l'Alta Marca Trevigiana. Siamo a Valdobbiadene, il cuore anche della produzione del Prosecco, oggi Prosecco di OCG, e quindi il nostro territorio valorizza non solamente i vini, ma su questa percorribilità di marketing noi valorizziamo anche tutto quelle che sono le valenze turistiche ambientali e soprattutto le valenze enogastronomiche della nostra zona. Tra convegni, degustazioni e concerti, il Forum Spumanti d'Italia apre le porte al mondo dell'enologia, non solo quella italiana. Il forum è un ponte da qui verso tutte le realtà del consumo di questo prodotto, ma anche della degustazione nobile di questo nettare. E alla vigilia dell'apertura saranno protagonisti anche i ristoranti locali che organizzeranno nelle serate del 3 e 4 settembre bollicine a tavola, con speciali menù studiati appositamente per l'evento. L'organizzazione di questo Forum Nazionale degli Spumanti è per noi una vetrina importantissima, su questo noi diamo il massimo del nostro impegno.